Pierluigi Bresciani, allenatore dell'Amatori Vasca in Lodi, al termine del successo 5-3 contro il Sarzana. Gigio, vittoria che doveva arrivare dopo le fatiche di Coppa Italia, un primo tempo sul 3-0, poi nel secondo tempo qualche disattenzione, magari è subentrata anche un po' di stanchezza e si è dovuta tirare un po' fino alla fine, però l'importante insomma stasera è portare a casa i 3 punti. Penso che anche stasera abbiamo fatto una bellissima partita a livello di atteggiamento, tutti siamo entrati bene in campo. Io penso che il Sarzana sia una bella squadra. Il Sarzana è una squadra che sicuramente è un momento di difficoltà perché la classifica ti mette quella pressione che non ci sei magari nemmeno abituato, però per vincere devi giocare bene. Quello che mi dispiace è che noi potevamo veramente a un certo punto fare male al Sarzana, ma forse siamo un po' andati a cercare la gioia personale, più un gol, più la così, ci siamo un po' persi. In quella cosa lì abbiamo fatto una ripartenza, hanno fatto gol, hanno trovato il secondo gol bellissimo, il terzo forse un po' fortunoso, ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato, quello che volevamo, e più venivamo anche da una fatica di martedì. Però penso che abbiamo raggiunto quello che bisognava fare e tutto, e ci sono proprio delle belle cose da sottolineare che i ragazzi ancora una volta fanno in allenamento, in partita e tutto. Nello stesso Giovannetti non si è allenato con un problema alla caviglia, poi stasera è stato bene, manca Checco, i ragazzi comunque hanno aumentato il minutaggio perché è un giocatore in meno, perciò per tutti sono tante cose che potevano far arrivare agli ultimi minuti un po' affaticati. Ci siamo arrivati ma l'abbiamo gestiti bene. Senti, è stata una settimana che, infortunio di compagno a parte, che chiaramente è stata una tegola che non ci voleva, è stata comunque una settimana importante, 3 vittorie partendo da quella di Novara, la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, adesso questa vittoria che, complice il pareggio del Forte, vi riporta al secondo posto, quindi una settimana che, ripeto, a parte l'infortunio di Checco, direi perfetta. Sì, settimana perfetta, sapevamo, però adesso noi bisogna pensare già la settimana prossima al Giovinazzo, che anche stasera ha tornato a vincere. Sarà una partita difficilissima dove a livello nervoso bisognerà essere molto presenti, mai distrarsi, insomma io sono già un po' su quella partita.